cammino dell'ospitalità gardesana è l'iniziativa organizzata da Federalberghi Garda Veneto domenica 18 maggio per celebrare il 50° anno dalla nascita, una giornata di ringraziamento da parte della categoria e di unione tra i popoli per i turisti che arrivano in questa terra ogni anno da nazioni di tutto il mondo. Meta del pellegrinaggio è il Santuario Madonna della Corona, chiesa giubilare nell'anno giubilare dedicato alla speranza. Il cammino è partito la mattina presto a Caprino, da Palazzo Carlotti, sede dell'amministrazione comunale che ospita il museo civico nel quale si trova il compianto del Cristo morto. Ore 6 puntuali da Caprino, il nostro gruppo è pronto per questi circa 10 km di pellegrinaggio per 700 metri di dislivello che ci porteranno su al santuario. Porteremo anche questa bandiera, che è la bandiera delle 56 bandiere dei 56 popoli che sono venuti sul Garda Veneto nel 2024 come turisti, come simbolo di unione e soprattutto per dire grazie a questa stagione passata e alle prossime future, quindi siamo anche emozionati ma siamo pronti perché abbiamo una responsabilità molto grande nei confronti di queste persone che ci scelgono per venire qua in vacanza ma anche per il nostro territorio, quindi volevamo proprio creare un ponte tra il lago, l'entroterra e il nostro Baldo. Si plaude all'iniziativa di Federalberghi e dell'Us Insieme per valorizzare questo territorio, questo cammino dell'ospitalità gardesana che mette insieme e crea un ponte tra il lago e l'entroterra, tra Caprino e Spiazzi, tra il compianto e il santuario della Madonna della Corona. A chi ha scelto di svegliarsi presto stamattina abbiamo fatto un regalo grande, un'apertura straordinaria del nostro compianto sul Cristo morto, un'opera risalente al maestro di Sant'Anastasia, un'opera che sta riscuotendo molto successo da un punto di vista culturale, con tante visite che spero e credo aumenteranno nel corso dell'estate in occasione delle nostre fiere, Montebaldina e quella del Tartufo e di tante occasioni in cui la gente può venire a Caprino. Un altro gioiello nostro è la Sala dei Sogni, una sala che solo, anche al profano ispira, una bellezza straordinaria, la sala che fu del Marchese Carlotti e che aveva questo privilegio di poter al mattino svegliarsi e chiedere di dipingere i suoi sogni sul soffitto. Scene che vengono raffigurate sono scene di ogni tipo che richiamano la presenza veneziana e quindi Marco Polo, il Milione, quindi con dei tratti delle raffigurazioni orientali, ma anche scene della Bibbia oppure anche della tradizione omerica. Meraviglioso partire qua la mattina da Caprino e percorrere questa strada verso la Madonna della Corona e che ci fa scoprire appunto degli angoli del territorio molto belli e li fa scoprire anche ad altre persone, non solo di Caprino. Persone che poi magari saranno invogliate a venire a Caprino ancora e vedere le meraviglie di questo paese e delle attività e delle manifestazioni che ci saranno da qui ai prossimi mesi. Il cammino, partito da Caprino, ha attraversato sentieri e paesi dell'entroterra, toccando molto parzialmente la strada provinciale, permettendo ai pellegrini di immergersi nella natura e nella storia delle piccole località interne lungo la collina. Un'esperienza rigenerante che ha consentito di arrivare a Spiazzi, paese che ospita il santuario Madonna della Corona, con il cuore aperto, dato da momenti di dialogo e ancora più convinti della bellezza del territorio e l'importanza di viverlo e condividerlo. E poi la discesa lungo il percorso panoramico e spirituale che porta al santuario, particolarmente vissuto in questa domenica di maggio, mese mariano.
La Santa Messa è stata preceduta da alcuni canti della tradizione, eseguiti dalle splendide voci del quartetto Il Pentagramma. Il nostro quartetto si propone di portare emozioni e canti dei maestri Beppi De Marzi e Marco Maiero. Sono canti che si rivolgono al popolo, alla gente, canti semplici, fatti di semplicità e di emozioni. Cantiamo anche Padre David Turoldo, i salmi di Padre David Turoldo, che sono bellissimi, sono stati armonizzati da Beppi De Marzi. Il quartetto Il Pentagramma canta per lo più nella stagione invernale. Cominciamo da ottobre e andiamo fino ad aprile e ci proponiamo a chiunque ci chiede di cantare una messa, di fare un concerto. Alle 10:30 il rettore del santuario, Monsignor Martino Signoretto, ha presieduto la Santa Messa di ringraziamento per i 50 anni di Federalberghi Garda Veneto, che per l'offertorio ha consegnato la bandiera con le 56 nazionalità che hanno visitato il Garda Veneto nel 2024, bandiera firmata dai sindaci del territorio, a testimonianza della grande vocazione turistica e l'importanza dell'accoglienza fatta con rispetto e cura delle persone che arrivano per passare un periodo di vacanza. È interessante che il Federalberghi si affidi alla Madonna, la donna dell'accoglienza, perché loro vivono insieme questa accoglienza, di questa grande vocazione turistica che abbiamo qui soprattutto nel lago di Garda e che è anche del santuario, quindi si affidano a un santuario che ha una potente vocazione turistica. Ricordo che noi abbiamo più di 107 valute straniere tra le nostre offerte, questo vuol dire che ormai il santuario è conosciuto in tutto il mondo e diventa l'occasione di mettere a fuoco l'accoglienza dopo 50 anni come stile di vita, perché le persone si sentono a casa e perché trovino qui un'esperienza, non soltanto un momento di evasione, ma la bellezza dei nostri luoghi, l'attrazione diventano un messaggio potente che rinnova l'anima, il corpo. Diciamo che coincidono per loro due giubilei, il loro, 50 anni, e quello del giubileo mondiale, no? Romano, ecco. E questa è una chiesa giubilare, quindi vivono il loro giubileo all'interno del grande giubileo della speranza. Accogliere e generare speranza sempre, chi si sente accolto e non si sente rifiutato spera che sarà accolto di nuovo. Spera che ci sia un luogo in cui può tornare, quindi accogliere e sempre generare una grande speranza. Una giornata speciale nel contesto appunto del nostro 50°, ma anche specialmente nell'anno giubilare. Un piccolo segno di gratitudine che vogliamo lanciare ai milioni di turisti che hanno scelto la nostra destinazione per passare le proprie ferie, ma specialmente ringraziare il territorio, ringraziare chi soggiorna, chi abita in questa destinazione turistica e che ha accolto in tutti questi anni migliaia, milioni di persone, interagendo con loro, entrando in contatto e vivendo delle esperienze molto importanti. Se questo territorio viene vissuto come casa si tende a tornare, è questo che stanno vivendo i tanti turisti da tutto il mondo. Ma questo è verissimo, teniamo presente che la nostra è una destinazione che ha il più elevato numero di fidelizzazione. I nostri turisti alle volte ritornano, alle volte 2, ma anche 3 volte durante l'arco dell'anno. Questo è significativo, vuol dire che l'ambiente è sano, accogliente e ha trovato sicuramente molto interesse. È stato per me oggi un onore e un piacere portare il saluto a Federalberghi e a quanti hanno partecipato a questa importante manifestazione giubilare
e quanti sono arrivati al santuario della Madonna della Corona. Oggi Federalberghi qui rappresenta quanto sia importante lavorare in sinergia tra enti, anche con le amministrazioni, per la promozione di un territorio e di un turismo religioso qual è quello in cui oggi ci troviamo al santuario della Madonna della Corona, definito da Papa Giovanni Paolo II il più ardito d'Italia. Diciamo che il nostro territorio non è un territorio solo a vocazione religiosa, ma anche quella inclusiva e anche dal punto di vista naturalistico. Ecco che quindi diventa fondamentale la collaborazione con, soprattutto in questo caso, con Federalberghi. Si è appena aperta la stagione turistica sul lago di Garda e anche Castelnuovo del Garda è protagonista di questa stagione. Accogliamo ogni anno tantissimi turisti da ogni parte del mondo. Il lago di Garda diciamo che rappresenta la maggior parte della vita turistica della provincia di Verona e Castelnuovo del Garda riesce a dare ad ogni esigenza dei turisti, sia italiani sia stranieri, le possibilità di vivere il territorio. Ogni anno è fonte di miglioramento, cerchiamo sempre di adeguare le infrastrutture ed è la speranza che abbiamo per il futuro, perché la viabilità per il turismo, ma soprattutto per i cittadini, è fondamentale. Federalberghi rappresenta l'eccellenza del turismo sul lago di Garda e aver dato anche questa giornata un senso di spiritualità ci riporta all'anno giubilare e a quanto è importante l'accoglienza nei confronti di tutti i paesi del mondo e credo che il lago di Garda in questo sia tra i migliori posti che si possano visitare. Gli sforzi non sono mai finiti, il turismo è un prodotto dinamico e quindi in continua evoluzione, bisogna stare al passo con i tempi. Accoglienza diventa sempre di più una professione sulla quale bisogna acquisire una certa competenza, c'è tutto il tema dell'inclusività che è molto importante, il nostro territorio si sta aprendo moltissimo su queste tematiche e quindi noi come operatori siamo sempre pronti a formarci su queste tematiche. I partecipanti del Cammino dell'Ospitalità Gardesana, con alcuni membri di Federalberghi Garda Veneto e rappresentanti delle amministrazioni locali, hanno terminato l'evento con un rinfresco offerto al Parco Hotel San Pietro di Spiazzi, di recente apertura, una struttura meravigliosa all'ingresso del paese, con un'ampia vista panoramica sul territorio circostante, degna conclusione di una giornata di ringraziamento per i 50 anni dell'organizzazione che continua nella sua missione di cura di un servizio importante di accoglienza a milioni di turisti ogni anno.